Ieri vade la giornata, pasaremo un'eridade, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti giucs e mostiri, ogni dì si fa così, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, e non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma. Daria! Buondì! I suoi rivade! Qui è Salcuma, hai sfatto i buinore. Stavi così bene, Saliet. Ma Daria! Se tu non ci mai dormì? Io che cadi fuori alle un sorelli cal spacca i claps? Il sorelli cal spacca i claps. Noi è di mancul. Ci starai al succedint. Fazim un gioc. Vi odinso se sboins di chiattà il sorelli, da che es disen, in 10 seconds. Se sopranza Cirilu, vie! Lo avevi socchiattato. Bravs! Mandi, Serena. Daria! Mandi. Ma che di fuori le do normal? C'è sal di stranica? C'è varie di essi? Un cian che al... Cal sgnaule? O un un mus culialis? Oppure un purcit a balins verts e ros? Ma no, tu avevi detto che il sorelli al spaccava i claps. E credevi per da buon. Ma Daria, alle un mood di alle come quando partagliam tu disis cielo a pecorelle, pioggia a catinelle. A tu mai io dulli piori scappasson in palcil. No, t'has raison. Oppure, per inglese, par dica al pluvtant. It's raining cats and dogs. A stan plovint, jazz e chance. Ma te lo immagini tu? Tu hai ragione, Serena. Qualche volta si dopre la lingua furlana in una maniera strana. Tu fai giochi di parole, salte fuori, sempre al di nuovo c'è imparare. Ma Daria, C'è plausivio di te, Serena. ma i ti hai sverade? No, figurissi. Ah no, perché i tuoi se mal sei dal cusin dalla muse? Oh, Serena, ma io e te non avevano di via di sì tornov. Quindi fatta, sono già 9 days. Secondo me, tu hai sbagliato tu di chiamare l'orologio. O forse te le giocano il cor. A proposito di cori, mi eri quasi smetteade. E ti hai parzato un pensiero. Oh, ma non commentava noi, dai, mo. Lo sai, ma per strada mi sono fermata e ci passò un 4 rose. Ah, mostrami, c'è bielis. Ah, lis rosis non crescono dai chiam, su, no. Ma c'è molto, no? No. Ma sì, andare di tutti i colori, c'è chi, blancis, rossis, rose, parsin, giallis e verdis. Ma c'è una rose verde, non l'hai mai veduta una rose verde? C'è chi? C'è lesie, un cudumar. Ma lis rosis sono altri robis. Lis rosis sono blanchis, color di naranci, giallis
E anche gli spinis, non so che schifo. Ma Daria, che hai la rosa? Partaglian, hai chiesto? Ah, Io di tu, io c'è e bene. c'è non si dice al parfurlan rosa allora? Beh, ma per Furlan la rosa ha il garoful? Garofano. Sì. E allora garofano c'è non si dice al parfurlan? Il garofano, non taglian, per Furlan si dice sclopon. Oh, c'è confusione. Allora fiori si dice rosis. Roses. Rose si dice garoful. Garoful. E in vestite garofano si dice sclopon. Sclopon. Oh, c'è strano Brave. la lingua furlane. Come che pensi? Ma sai che Flor si può senza dirlo per la farina? La farina di Flor. Ah, mi visi che mia nonna mi diceva sempre quando aveva di fare une torte. Daria, va, chioli la farina di Flor. E io pensavo che fosse fatta con gli splantis, ma invece no. Yo soy una margarita E io soy un sclopon, spieti in la primavera e per fa un bel gir dal mondo. Dai mons alla planura e tornate cence fums al mare alla laguna e qui si è colors di siun. ma fermile che man, che ul frucia la vita, che ul studa il sorelli, ca se chiedu chi flos. Yo soy una margarita E io soy un sclopon, spieti in la primavera e per fa un bel gir dal mondo. Ma di fatto però che con i rosis tu puoi anche fare di mangiare. Parda bon, dai, fa Guarda buon, ciale, chistul. C'è roba isa. Ecco, che chi è il sabuno lì, che chi è l'urticion, con che chi tu fai su ne fartae, che è al che c'è. Parda bon, c'è bien. E Dopo? chi stai stato se casson? No. Ortiz. Le sortese, no, che dopo mi piccia pardon, Ma no, Daria, che una volta che tu lascia pas su, l'urtie hanno becche plui. Se sto Prove. sicura. Ah, è vero, non becca plui. Ma è stato anche fatto di mangiare tu? Ma di la verità, sono due esperimenti. Chiale, io avevo già pronto a chi mi ha rimettuto da mangiare io prima. Sentiti, mangi io. Allora tu eri proprio da fare di golizione, tu? Sì. Hai capito? Quindi sai come? Ah, buon'ora. Ah, è la nonne. Aspetta che rispondi, scusa, Mandi, nonne. Ei hanno son. Saranno manco il bonis. Fruz, se dice iso, provino. Fruz, hanno si vares di fa. Perché quando un amico offre salg, bisognerebbe sempre ringraziare. Ma ogni tanto bisogna anche refudare. E ieri la nonne. Dopo di misdioi di là, dai un manta lord. Sì. Ah, sto cercati i miei biscotti. Oh, buono, no. Mangia anche un su. No. No, perché sato, se mangi tanto come dopo a mesi non mangi e allora la mamma si arrabbia e non posso, no. Ma Daria, contimi, c'è che hai dite la nonne? Dopo di misdio vindi plantà, carotis, cevolis, cudumars. Cartofolis, tomats, C'è l'enghe fevelis tu? cartofolis o ben patatis, i tomats o anche pomodoros. Guarda boh. Sì, cartofolis si lo dopre più che altri in chiarnie. Al ben dal tedesco, kartoffeln. Ince tomats, come che pensi? Tomaten e ince per inglese, tomatoes.
se c'è strane la lingua furlana, sono tanti parole che sono differenti dall'italiano. E i cesarons gli planteso? Cesarons. Ci sono i cesarons? I piselli. Ah, sì, che io planti. E anche i fasoi, sì. La conosci tu la storia della principessa sul cesaron? Ah, sicuro, che principessa che è là de addormenta lieto la cagliere platato un cesaron e noi arrivate ad ora si era volendo tutte la notte, sì che le conosci. Io conosco un'altra versione invece, che è dalla principessa furlane sul cesaron. Vuoi ascoltare? Ah, sicuro. Scritte sulla patria dal Friuli dal settembre 2013. Vecchie la rivista. Il tuo papà l'ha, Sì, sì. Ecco, bisogna allora a 12 frutti che facevano abbonare il papà e la mamma. Ieri una volta, dal cistiel di Udin, un principe. Un principe furlan. Che aveva già finito i 35 anni e non aveva incemociato nessuna amorosa. Scominciava a essere stufo di sentirsi clamare «Vedran» dai suoi amici. Nediti che tu sei tutto sporco. Vedi, non stavi massa con gli amici. E viene denante. Così, al deciso di maridarsi, ma essendo un principe, al voler essere sicuro di chattare una vera principessa furlane e al domanda a sua madre, la regina. Mame, c'è mo fasi a riconosci una vera principessa furlane? Lassimi fammi i frutti. O doprerai il sistema dal cesaron so dal materas. La regina ammette una vis in place sagnacum. Se tu ne fantate di marità, tu hai una ignota al chistiel. Se tu dimostreras di essere una vera principessa furlane, tu podrás marità il principe. Lui di cent fantatis a rispondere alla vis. C'è mucca dis la chanson, il cistiel a Udin alle biel, il qual si sedi furlane a avere svoglia di una casa così. Così la regina ha invide tutti i candidati, offris doffetis di salam, e era una regina furlane, aveva sempre doffetis di salam perché venivano tal cistiel, e ali sisteme tutti a dormire, una per camere, mettendo un cesaron sotto di ogni materasso. La mattina dopo, la regina fa sentare il principe de sale e une per une acclama tutti i fantatis per domandare se mucca urere là della notte. Perché una furlane non si lamenta mai, soprattutto se è ospite. Dome una di loro e risponde: «Oh, hai dormito proprio da mal. Era alc so dal matras che mi deve fastidio». Il principe gli disse a sua madre: «O hai capito che chi è la principessa? Dome ne principesse a posve una piel così delicata di ne quarzisi di un cesaron soddagliet. Mi mariderai cugne». Perché gli dà fastidio anche un cesaron? Che lì, è una principessa, sì, ma foreste. Ma allora non arrivi a capire, mamma? A che coventi il sistema del cesaron? Allora la regina acciappa il principe e lo porta aiuta alle stanze di servizi. Avviars la porta dalla cucina e gli dice: Vele che chi è una vera principessa furlane? Da cucina era una delle fantatis che aveva chattato il cesaron e era là de talorta ciappa su ence 4 patatis e 4 cosins di metidonge e comò era da ora metti su un minestrone per disoblearsi di ospitalità. E così il principe si marita con la principessa furlane e duce a vivere furlans e contents. E come volete imparare qualche parole in diversi slenghis?
furlan, patate, o si può dire anche cartufole. Par italiano, patata. Par inglese, potato. Par portoghese, batata. Par taponà une buse e basta dome une rose. Questa vuol dire che un bielat, une muse di ridi o une gentilezze a può aiutare a fare la pace o a scancellare qualche brutte offese. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 vot un 4 oppure a maman caiutvstar.com. Un, doi, tre, quattro, cinc, sis, set. Un, doi, tre, quattro, cinc, sis, set. Un, doi, tre. Un, doi, tre. Bambinute, ven con me. Un, doi, tre. Un, doi, tre. Bambinute, ven con me. Mamma! Vedi? Sa che mi è succeduto, voi? Voi, e gli è passata a chiatarmi la mia amica Serena. Serena cui? Serena Fogolini. E gli è passata a toccare parte delle mie chiasute sveanni adore. O ben, io pensavo che fosse adore. In realtà ieri in gialli snuff, ma mi era restato in da urlo orloi. Mi ha portato un bel J di Rosis. No, c'è sto capito, no, Rosis che schian gli spinis. Rosis par furlan vuol dire fiori. Mi ha fatto conoscere diversi splantis e mi ha presentato il loro nome. Poi dopo mi ha fatto conoscere tanti aspetti delle lingue furlane che dimostrano le vicinanze dal furlan con altri linguis. Giusto a Pon, Serena è una persona che ha tante passioni per le lingue furlane. E è sportellista per le lingue furlane. Con di più è attore in una compagnia che si chiama Sot la Nappe e aiuta in regia di un spettacolo che si chiama Unedì e un ignot. E ha fatto anche una ricerca su Pre-Zanetto. C'è brava che è. C'è bien regalo che mi ha fatto voi Serena. O spero di tornare viodile. Come vedi, ho voglia fare di cene. Mamma, frus. E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccolo consiglio per crescius con plui lenghis. Non hai avuto nessuna difficoltà come fie perché l'intento è il fatto che dopo il furlan. Anzi, l'unica roba è chiaramente che gli strumenti didattici sono quasi due per italiano. E vengono poche disponibilità o che a noi conosciute di strumenti didattici per furlan. Dunque, ho avuto di scombattere un lavoro col fatto che, per esempio, c'è che io vedevo e sentivo di spesso di fuori da famiglia fosse tutto in lingua italiana. Ecco, questa è stata la difficoltà più grande di portare in avanti un discorso coerente. D'altre bande, io come mamma cerco di sostituirmi in parte a queste mancanze, ci rendo con i miei messi, insomma, traduzioni di flabes, qualche buona intuizione con i cartoni animati per furlan, chiaramente non hai mai vietato che sarebbe da tutto quindi riproduzione di viodi e di formarsi anche dalle lingue italiane che stanno fatte.
Daria, va a fare i compiti. Su, po' su, fasi i compiti. Cui che ha la tempo che non spieti tempo. A uldi, che non bisogna mai perdere tempo in fu finis. Famo, va? E hai capito bene io? Nessuno ha le più sordi qui che non vuol sentire. Non sono stupide. O hai capito bene che tu stai facendo finta di non ascoltare come perché non tu vuoi la fai compiti? Vamo, va? Sì, tu hai ragione. Ma di sempre, me agne. Miglior fa voi che non tu vuoi fa domani. Dunque, Frus, non stai a rimandare gli svori importanti. Prima il dov'è e dopo il plaisir. Ma anche il dov'è può diventare un plaisir. Sei d'accordo, Frus? Chiale. La bielecce. Eva, Even. E la bontà che si mantiene. Venga stai, Daria. Non è la bielecce che conta, ma c'è che tu hai al cuore. Oh, ben simpo, io hai sempre saputo. Brutte di piccole, biele di grande. Di cura la spleta, non si rimanda. Sì, e intanto che la biele si chiale dal spieli, la brutta si maride. L'ultimo boccone alle che il calingrasse. Non sta ingosati, Daria. Non ti fas bene a mangiare masse. Bang e gaban, stan ben tut là. Ma è proprio vero. L'appetito al ven mangiante. Oh, ben simpo. Hai saputo che col mangiare si vive e col digiunare si va in paradiso. Daria, Daria, visiti e visaisi anche vuotri frus, cui che si contente alle un sior, nior dunque contentassi, senza esagerare. Ursule parussule, c'è fasto sum che vit, o mangi pane coculi, sospieti mio marit le lati. Beh, no, a disin che qualche musa starnudin al ben buon tempo. Oh? Su, alle un modo simpatica dopravi une volte perché io l'insir qualche dunque faceva stupidut. E allora qualche starnudava e dicevi così. Mior passa par stupids che par masse svelz. Allora, è proprio vero che tutti i mus si sommei. Su, ma su, dai, allora dome un modo simpatico per dirti a te e anche a voi altri sfruttins. Tino di mai a di nessuno, c'è che non voleressis che us disessin a voi altri. Daria, a son discovali suoi sotto dall'arbol. Oh, fasarai. Sì, o fasarai, tu dici sempre così. Ma fasarai alle fradi di non fa mai. Su, aiutami.
Non puoi fare sempre tutto. Sì, come arrivi... lasciami da un momento. A quel che pesa di lavorare, tutti gli scusi se sono buoni per polsare. Oh, ben sì, poi ho sempre saputo che anche William Shakespeare diceva che polsà al parte giovamento non doma al nostro corpo, ma anche ai nostre anime. Dunque, è importante anche polsà per vivere bene. Sì. Facciamo un gioco. Io adesso se sbogli di chiattà il pan da che es disegno in 10 secondi. Se so pronta, Cirillo. Via! Lo avevi socchiattato. Bravos! In questi ultimi spontadis, prima des vacanzis estivis, tal chianton dai cartons animats o metterin in onda de stories specials. Voi frus o vi dares la AF blu. C'è che io soy un AF blu e che il mondo AF per you e per provare si blu vental me c'era anche tu e svoli via tal me stai noi per so relaxe roius. C'è che io soy un AF blu e che il mondo AF per you e per provare si blu vental me c'era anche tu e quando lieve sorelli, voi a Cirignos, amis. Che volte, ieri così stracche, che come coepiarsi voi, il sorelli agliere bel già al talcino. C'è biele dormite. Ne tasi. La muse, li santenis, li salis. Russe, russe, russe. Slunghe, slunghe, slunghe. Slisse, slisse, slisse. Russe, russe, russe. Slunghe, slunghe, slunghe. Slisse, slisse, slisse. Russe, russe, russe. Slunghe, slunghe, slunghe. Slisse, slisse, slisse. Russe, russe, russe. Slunghe, slunghe, slunghe. Slisse, slisse, slisse. Russe, russe, russe. C'è gusto. Mame, chiale? Un AF blu? Supo, non sta a fammi ridi, va in nenan, che si ingrume la processione. No si cucre, no si chiale, più lavoro è possibile, pensi foteranno in lontano, pensare in passato ma... Ma no, so io! O soy pardabon blu! Chialaimi!
Buondì? Ses tu mica un moschio pon? Dove ti tapponis tu? Vecchi cosoi? Ma non arrivi tu appoggiati un momento? Sì, dome per un moment. Poi mi salta intorno e voi di sclopavien. E visiti che io non sono un moschion. Frutine biele. O tu ti sei indormidì dentro un baras di cirinicule, o tu sei un moschion. Ben po'. Allora? Cirinicule o moschion? Simpo. Non sono né cirinicule né moschion. O sono un'eaf. Visto che ti impiri con mio asei? Non sta schialdati. Noi e me la colpe se tu sei blu come un moschion. C'è stufe che volte a tabaià con tune che ballinave su e giù. Allora, c'è disi ni a ni ba, che tacchi ai viartis li salis e soi partite. Dal cil celeste. Dobre zucar, pus farine, tu iubiati sin cusine, culis nolis fas nutele, io ce buine, io ce miele. Se tu vuelis cusina, e un braccoco deventa, cioccolate, coculutis, ioi, ce gust, mangialis tutis. Frus, mi hanno regalato cioccolatins speciali. Proviamo a farlo insieme. Per preparare i cioccolatins, tu hai bisogno di una sedonute, 10 squadrei di cioccolate fondente o cullato, stampins in silicone. Sei pronti? Allora, scominci, mi raccomandi. Prima di scominciare, laviti sempre gli smans. Metti un grumale intorno per non sporchiati e un chiappiel di cogo per non perdi chiavei. Sei tu pronto? Scominci. Fasezzi aiutati un gran a impiare il fuoco. Mettete 10 squadrei di cioccolate a disfa dentro di un citut a bagnomaria. Buttate un cucchiaino di cioccolate disfate dentro dai stampins in silicone. Quando sono tutti gli implats, mettete solidificata al frigorifero per 30 minuti. Passati il tempo necessario, chiavate fuori dal silicone i cioccolatins a forme differenti. Veglio qua i cioccolatins speciali, pronti di mangiare. Buon pitic! E come? Volete imparare qualche paraule in diversi slenghis? Par furlan, pan, par talian, pane, par inglese, bread, il clip di mai al sveil cai. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su une dediche, un pensier, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 vot
un quattri. Oppure, maman, caiut ti gustar, .com. Aning anolis kumokan duarilov, lukia parim pekode, lumenarin talkiot, tirin tiron tiraile, petim petom petaule, tirale pardaur, tornai tirale fu. Vigli, sa c'è che mi è succeduto, vuoi? E è passata in teme chiasute chiara donata a farmi le pulizie. Ogni volta che facevi alc e veniva a interrompimi con un muddidì e un proverbi furlan per darmi un grande insegnamento. No, in realtà te vite di ogni dì è novato ora in età. Ma da queste puntate è stato bravonone a interpretare che parte per via che è un attore professionista. Pensa che te vite insegna teatri, dizione e letture espressive. E plasare tanto fa un corso di recitazione con gli e chiante anche in un gruppo che si chiama Yati Taya Blues Band. Speriamo di tornare viodile, così magari o chiantin anche insieme. Come vigli, ti saluti, o voi a fa di cene? Maman frus. E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccol consei par cresius cum plui lenghis. La Inta è contenta, la mia famiglia sicuramente è contenta che Matilde adopri il furlan. La Inta in genere è contenta, io vengo di una comunità a Vonde Picciole, lì che disin la Inta a chiacchiare fondamentalmente per furlan, la sin stai frus pui piccoli, che è una roba a Vonde eccezionale purtroppo. Ma l'atteggiamento è positivo. C'è che mi piace di queste possibilità, mi fia in prima elementare, però ha la possibilità attraverso il furlan di acquisire un sistema comunicativo che è intergenerazionale. E si mette in comunicazione con grande facilità anche con le persone più anziane. Le persone più anziane si sentono più disponibili a un uso più naturale da lingue con lei, perché anche la frutta capisce e che risponde per furlan. Io savut che ad Daria hanno i plasi in ses e se chi per un'emissione perché voi di fai cambiare idee e fai conosci il mio bellissimo per me Bombul e voi acclamale. Daria, e sei Manuela, vedi tu fuori che è un'emissione di fa? Un'emissione? Ma c'è missione varaie? Arrivi subite! Fasin un gioco. Io dinso se sboins di chiatta la pavè, ta che disin in 10 secondi. Se sopranza Cirile. Via! Le avevi occhiatate? Bravs! Arrivi! Mandi! Io sono Daria. E sei Manuela, Mandi. Ma mi ha detto che ieri ha un'emissione. Hai un'emissione. Guarda un po'. Sì, ieri saputo che non ti plasi in sezze, è vero, eh? Ah, sì. Ma no, Tiale, io ti presento un'amica che sicuramente ti farà cambiare idee. Ma ieri hai amici in ses? Sono dei tuoi miei amici, cassetti. No. Ma che pare in su, hai pure. No. Daria, tu cambierai idee. Anin che ti fa svio di Bombul. Anin, antimo un po'. Vecchi calè. C'è biele calè? Oh,
Quisal che chi? Beh, Bombul è una ruia. Bombul! Bombul è il suo nome. Parda bon. Sì, sì, Che sì, l'hai sì. frus. Si chiama Bombul. E je, una simpatica rue. Ma le bon, non fa Non fa snoie. snoia, è un bellissimo pinzetto. Come tu hai detto tu, una ruia in realtà è il stadio di un insetto. Un insetto che diventerà pavè. Parda bon. Sì. Oh, wow. Che mi conti al di lui? Bene, come tutti gli ruis, il Micchiale! scopo già ti vuol bene, già ti vuol bene. Sì, è vero. Come tutti gli ruis, l'unico scopo della loro vita è quello di mangiare e crescere, diventare sempre più grandi. E quando diventano grandi, sono pronti per un gran cambiamento, che è di diventare crisalide e dopodiché diventare pavè. Sì, voglio via di passaggi. Certamente. Bombul avrà dei mangianti un po', perché calenti monti che in magrulin, allora diventa quasi il doppio di cicale comune. In che volte avrà voglia di polsare e si metterà vicino a un ramaggio come questo. Comincerà con la sua bocchie a tessere una piccola fil di sede e costruirà quel che è la sua crisalide. Dentro comincia il suo gran cambiamento, che lo porterà a diventare una bellissima pavè. Questo viodile. Ma io se vuoi anche io? Vuoi ti fai vedere la Sì, pavè che hai diventerà? Beh no, allora le aspetti. Pandi, Bombul, tu sei stando lì. Che sta le cica diventerà? C'è Bombul. piede. Dinse. Ma è vero? È proprio vero e è proprio una pavè speciale. Che lei c'è bene. Lei è grande, non, che l'hai frus. È talmente tan grande che effettivamente è la pavè più grande al mondo. Guarda po'. Davvero. Si chiama falena cobra, ovvero pavè cobra. Si chiama così perché la ponte da Sossalis, non sai se si arriva a Viodi, appare come la sagome del chiave di un serpente. È vero. Ecco, non si sa perché ha queste forme, ma probabilmente spaventa che sono i nemici da spaveis, che sono Ucellus e Liseltris. Sì. A noi è una pavè che vive di non, a in realtà una pavè che vive in Asia. Oh, hai capito? Sì. Ma troppo vivi è una pavè, Manuela? Ma allora, dipende dal tipo di pavè, da specie che è. Generalmente dicono che vivono sui 10-15 giorni. Porta buon par così poco. Sapevi che tu restavi mal, però tu devi pensare che quando sono ruis, vivono nevore. Bombul, per esempio, al viv di ruie e poi di 2 mesi, quindi, insomma, tra noi robe che altre, noi ne vite proprio corte. Hai capito? 2 mesi rue e 5 giorni di pavè. Così è la loro vita. È come se non vivessero fino a 80 anni di frus e gli ultimi 20 di grange. Chissà se sarà migliore, ma... Chissà. Ma, Manuela, che bontà è fatta che ha tutti questi besties di indularivi, no? Intanto dammi dal tu, per piacere. Oh, beh no, mi va mio. Ecco, questi bestie schi arrivano tutti da chiesa da spaveis. Esiste una chiesa di spaveis? Sì, lo sapevi? No, non lo sapevi. E tu la ise? Allora, la chiesa da spaveis è situata a Bordan. E è una bellissima struttura lì che puoi vedere 1000 farfalli contemporaneamente che ti svolano e sono lì tutti scolorati per te e per poter sviodi. C'è bello, ma mi porti tu anche a me? Quanti tu vuoi? Tiale, si grazie. inviers sempre da aprile fin di settembre e si inviers sempre da 10 fin 6 di sera, quindi un giro all'assicurato. Ti domandi se tu mi accompagni dopo, farei proprio te. A linea col. Benissimo. Però ti ho portato un regalo da chiesa Spaveis. Oh, guarda po'. Sì, mo ti oh, fa sei sviodi. curiosa. Come, arrivi sempre tanti regali. Giusto. Queste C'è sono bello. tecche entomologiche. Tecche entomologiche. È una parola antica e difficile? Oh, sì, tan difficile. Ma è una tecche lì che può vedere da sbesteutis, da inses, che i può conservare per tantissimi anni. Sì. Ma loro sono
Loro sono vivi, sono No, morti. in realtà gli spaveis, come vi dit, hanno vivi tantissimi, vivi in dis. Ma la roba strana è che quando muoiono il loro corpo resta sempre biel e colorato per tantissimi tempi. E quindi potete conservarli in queste schi e ammirare i loro bei colori e le loro bei forme. Che belli! Posso che ti conti qualche storia di Sicuro, loro? sono curiosa, per esempio, che mi piace di più, poi io dico. Dimmi quel che è. Che cacche blu. Bellissime. Allora, queste pavè mi permette di dirti una roba. Forse non tu saprai che in qualche specie di pavè il maschio e la femmina sono differenti. Guarda po'. Sì. Uno di queste due chi tra queste è il maschio e che altra è femmina. Tu ci disaresti tu. Quale dei due è il maschio? Una è grande Sarà il maschio. e tu una è dici? piccola. Forse te che il più grande è il maschio. E invece queste volte noi Ah, la no, non ho indovinato, no. Perché tal mondo a spaveis il maschio ha le nevore colorate. E sa tu perché che ha di plasè a spaveis femminis e allora i colori Di cortegiale, sì, hai sì. capito. Invece la pavè femmine ha il biele grande. Hai capito. Perché dentro al suo corpo ha tantissimi uvus. E gli uvus occupano di spazio. Che maraviglia. Il colore dopo è sempre un ticchino marronut da femmine, perché così quando si pone sotto un arbolo, nessuno avviota e in che smuta protegge, oltre a se stesse, anche gli uvus che ha dentro dal suo cuore. Hai capito. Ovvio, tu ne pavè però che sono alc. Poi di aliesi che queste pavè sono una fue. Fa proprio te vedo bene. Tantissimi Simpatica. paveis a cirin di semeal calde per non farsi viodi, ovviamente. Sì, mimetizzi. Sì, Hai mimetizzi. capito. Tu immaginati in tue foreste asiatiche di che queste pavè a vif, può avere la paveutte su una fue. Quella viodie, nessuno ha proprio una fue. E queste è la nostra pavè che si chiama Calima e arriva dall'Asia. I teti abbaia di paveis asiatici, di paveis africanis, i volevi completare con queste paveute qui. E le pavè nostrane. Ah, pardon. Sì, Furlane? Anche furlane. Allora non capisco. Voi non capisco bene. Ma si chiama Saturnia dal Piruccio. Dal Piruccio perché la sorue adora mangiare le sfues dal pirucciare. Oh. Sì. E quando diventa grande, costruisco la sede queste so belle chiasute di lì che si trasforma da ruie a pavè. Beh, grazie delle spiegazioni che tu mi hai fatto. Io sono tan curiosa di queste robe perché io non avevo mai veduto gli spavei. Scrodimi. E sei sicura che come in sezza di plasmi ti di più? Beh, sì, una volta che hai conosciuto Bambulo, hai capito che sono per da tanti anni. Beh, ma allora non hanno nessuna voglia di farlo male. C'è bien che sono questi in sesso. Io non avevo mai veduto dal vivo. Vero? Sei contenta che tu hai scambiato idee? Beh, Bambulo aveva una voce e simpatica. Gli spavei hai veduto che non hanno nessuna voglia di farlo male. Spero di cambiare idea il più presto possibile. Grazie di essere venuta qua con questa bella missione. Sei contenta? Grazie. In questi ultimi spontadis, prima delle vacanze estivi, tal canton dai cartoni animati, o mettere in onda delle storie speciali. Voi frus, o vi dares Babarut, l'elefantut. Babarut, elefantut. Ad un cal conta e un cal sulle il piano. Storia di Jean de Brunoff, musica di Francis Poulenc. Dal fis di un bosco fis all'estate fedat un elefantut. Al si chiama Babar.
c'è bon che vuol somari. Vado in dormidilo, a muove la scuna col sonà sa tromba e addianta sottovoce. Bavar alle diventat grand. Comò al giuia con che ata mullaria. Alle dai pluis gaios. Ai plage di schiava con una cappa il savalon. Bavar al va a torzeon tut content sulla schiena di mamma. Di man guarda un brut chiacciador, platat de vurna cisa al schmitia e al trai. Il chiacciador alla copat mamma elefanta, i scimmiozza si platin, gli uccelli schiampin. Il chiacciador al cor par brinca biad bavar, ma bavar al fui, calapora lui. Da spo un par di dis, strac madur, alla riva d'onde una citat. Alla resta strassameat. Alle il prim viaggio che li ho tanta stiasa sintuna. E c'è tantas novitats, e stradas largas, e macchinas, e trams. Po ben, c'è che l'usticcia di plui a son due galantoms calchiata per strada. Al pensa, c'è biela montura, i vode svenchi e io un biel vestit così. Ma c'è mod fa? Cash o fortuna, una vecchia dama sciorononona, che aveva passion per gli elefantuz, a capisce a colp che la gola di un biel vestit. E stant che è buina di cura, ai mette in man il sottaquin. Babar al fascio un inchin. Merci, madame. Ben frus, se volessi impensarsi qual che è il ciclo di vita da spaveis, potessi fare un bel giugut a chiase. Basta avere un ticchinin di paste e un piatto di chiarte, come quel chi. I veis di chiole un pennarello e disegnare parzore il piatto di chiarte, une gnulutte, une fue mangiate e dopo un ramacciut. Allora, basta chiole un ticchinin di colle.
poale sulla feute, dopo chiolo une paste di forma un ticchinin tonde, come che chi, e a deventin c'è deventino secondo te. io vus. Io vus da Beh, papè, ti ho proprio ragione. Vi si aspetta un momentin che si incolin però, E dopo i rivin ta feute mangiate. Ci metteresti tu, Daria? O metteres une rue. Tu ho proprio ragione. Allora è bella che ha une paste che sono une rue. Squalese, che Poi sì che ste. proprio tenere rue. Le chiatai anche in chiesa, sono sicura. Poi di attaccare. Tacchi le sibe. Le rue che va a mangiare la fuece, bien. Dopo che mangiate queste rue, E diventa une crisalide. quindi un ticchinin di cole, vicino del ramacciut e il tacchin, le nostre paste a forme di crisalide. Per C'è esempio, biele, insomma, è un evore. ecco qui. Sì, è vero, proprio te ieri. Passate qualche settimana, Di crisalide diventa un Diventa. biele pavè. l'ultime robe, la paveca svoleta al cil, le nostre pastute. Ecco qui. E alle fatte, C'è di biele. vite da pavè. Provait frus a farlo a chiesa. Domandait ai vostri genitori di essi iudas. Che ho letto un plat di chiarte per poter pittura parzore e ho fasit il cicli de vite de pavè. Ma tu saresti stupida anche di trasformarmi me in una miele pavè? Va bene, per voi ti trasformo nel miele pavè. Polvarine, polvarute, ecco qui la paveute. E come? Volete imparare qualche paraule in diversi slenghis? Par furlan, pavè, par talian, farfalla, par inglese, butterfly. La felicità è come un pavè. Se tu i caris da ur, non tu rivi, sa chiappale, ma se tu sta scuiet, si può e parzore di te, quanche mancul tutal spietis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bambinute, ven con me. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bambinute, ven con me. Mandi vigli. Sa sto ciò che mi è succeduto, vuoi? E è passata a chiatarmi Manuela Rossi, che è una professore di scienze de scuolis medis e anche una naturalista. C'è che è una naturalista e è una persona che c'è tanto interessata a tutti gli planti, ma anche a bestis. E alle parches motiv che è venuta a chiatarmi con una missione. E ha saputo, quai tante pore da insetti, dunque voleva convincermi che loro non hanno nessuna voglia di farnos male e che sono anche tanto simpatici, presentandomi il suo amico. Bombul, un eroe, un'evore simpatiche e foffe. Poi dopo mi ha mostrato il suo ciclo di vita che porta la rue a trasformarsi in una biele pavè. Manuela Rossi è collabore di tanti anni sulla chiesa des Paveis di Bordan, occupandosi di didattiche, dall'allevamento e de cure di tutti insetti ospiti de chiese. Frutis e frus, se che sta stato voles fare di speciale, domandate ai vostri genitori di accompagnarsi a visitare la chiesa des Paveis di Bordan. E gli vierte di aprile fino in settembre, ogni dì, destis a essis. Pensate che lì io potessi conoscere ben più di 400 specie di paveis che vengono di tutto il mondo. Come offro su saluti, Manuela mi spieta per accompagnarmi a visitare la chiesa des paveis. Mamma frus!
E cum frus, clamai donde ai vostri genitors, cale al parlor. Qualchi picciul consei, par cresius cum plui lenghis. Quando c'è un genitore che è restio a usare la lingua minoritaria, bisogna innanzitutto cercare di convincere questo genitore che questo è un atteggiamento sbagliato, perché la lingua minoritaria è un'opportunità per dare ai bambini i vantaggi linguistici e cognitivi del bilinguismo. E bisogna comunque che l'altro genitore continui a parlare la lingua, perché anche accettando che magari il bambino sia anch'esso restio a usarla, ma non privando il bambino dell'input in questa lingua, perché il bambino che continua a sentire la lingua non la dimentica e magari un giorno ricomincia ad usarla. Mandi, Daria, ven fur. Soy Federica. Anina ti ha passato un po' di moras. Moris? C'hai dit Federica? Di là ti ha passato Moris. Dunque di là ti ha passato fantatis cui ti avei scurs. Ma c'è disie? Fazin un giuc. Fiodin so se sboins di chiatà la spoglie. Da che disen in 10 seconds. Se so pronza, Cirile? Via! L'avevi socchiatade? Bravo! Mandi, Federica! Daria, buondì! C'è gusto di bioditi. E ti ha per me? Ma scusa, tu mi has detto di là che ha passato Moris. Dunque era quei fantatis cui ti avevi scus. Ma Daria, ma c'è disto, freulas ve. E c'è entrino gli Moris allora? C'è che das mes bandas in mont, las freulas, las clamin entia, moras. Non sapevi? Ma c'è bien le idee, sì, Anin. Anin, perché tu has di sapere che las freulas, come è la loro stagione, sì, son è dolcias, buinas, coloradas e profumadas. È vero. E poi son plenas di effies benefics. Guarda boh. Sì, se tu mangi massa ti udin a digerire, però una taccia di freulas ha dome 43 calorie. Che l'hai c'è in forme così nodos. È vero. E a facin ben alla salute, massima se tu hai qualche infiammazione. Guarda boh, che c'è sani E in così forma. nodos, è vero. E pensa che si dice che se tu mangi al manco 3 porzioni in dì, al par, che riduci la possibilità di avere le infiammazioni stai voi. E tu hai gli occhiali, Federica, forse non tu das mangiare di savone. Tu hai ragione. Allora, alle mie ore si cominci a mangiare una di queste che ti hai portato per rimettermi in regola. Tu hai di recuperare. Che c'è tanti che ne hai veduti. Vai a pila su, di corsa. Oh, c'è grande, che cacchio. Fortunata, Daria. Sono tagliata distanti. Ma Federica, C'è buinas. si può dire al fa con questi freulis? Beh, con questa freulas podin fa una buona macedonia col zucchero e il limone e volint metti anche un po' di panna parzora, al che c'è. Oppure podin fa una buona torta. Guarda, boh. Sì, una torta semplice, ma di grande fieta, golosa e un po' magica. Cenina, ven dentro te me chiasuta che ti aiuti a preparare. Grazie, facciamo insieme.
Oh, mi metto su il mio grumal. Ma ci metti tu su, Masterchef, ma ti prego, metti su il chiappiel di Master Coco Furlan. Un chiappiel tutto per me e per Furlan. Sicuro. E di Coco vero. Tu sei mi pare una vera Coco, tu stai proprio bene. Oh, sono contenta. Frus, mi raccomandi, fazeisi aiutare di un gran per tutti i passaggi. Lavaisi gli mans e sodoprais gli freulis come no, lavailis sotto le acque fredde. Scominci! Bene Daria, passami prima di tutto la spoglia. Ah, la spoglia! Veleca! La spoglia di essi morbida perché i varini mescedala sono circa 2 sedons col zucchero. Bene, allora come... Hai passato il zucchero allora? Sì, tu puoi passarmi il zucchero. Veluca! Zucchero, mi raccomandi, controlla sempre se tu sicura che non sei sal. Ma le quasi compaio. Aspetta che cercilo, va? Ma le salate! Ti hai no, hai sbagliato. In cucina bisogna stare attenti a non sbagliare ingredienti. Tu hai ragione, il zucchero è chelca. Veluca, troppo zucchero? Passami una taccia. Bella pronta. La mescedin insieme con la nostra spoglia. A casa si vede un sbattiuffo elettrico e potete dopo che così stai smancul. Non a chi i fagin a man. Bene, come che viene fatta questa cremuta, i giuntin l'uovo e il latte. Bene, l'uovo è già pronto qui dentro, il frus. Per non fare un disastro e magari rompi lo fur dal chiadino. Ecco. E il latte, una quasi mi è gettata. Sì, mi è già taciuta. Metti tutto insieme e mescedin. E non state a vedere se usa me un po' di massa liquida, perché dopo, giuntando la farina, i comedin tutto l'impasto. E così facciamo come prima, mescedin con la calma, fin quando viene una bella crema liscia. Bene Daria, intanto che io e mescedi, mi passi tu per piacere la vaniglia, il levain e la farina? Bene, la vaniglia. C'è roba Isa questa? È che lì è proprio la vaniglia, senza profunca. È vero, è la bacchettuta che cade. Esatto, arriva di una rosa. Hai capito. E si può indoprare la stamencias o anche adoprare il liquido che come qui si vede poco perché è trasparente. Però lo metti per dare un buon sapore dolce alla nostra torta. Il levain, tu hai detto? Il levain e la farina. Il levain è in polvere oppure si può schiattare anche in cubusi? Sì, è vero, però che il di cubus si dà proprio per il pan. Hai capito. Bello il levain. Grazie. E lo tamesin insieme con la farina. Si lo tamese col passin. Così i cirindi non vei grossi. E di levain metti una sedonuta un po' abbondante. E lo passin così. Ah, aiutante. Con una sedonuta. Hai capito. E come tu puoi mettermi la stos 2 tacce di farina. E si fa le stesse robe? Met, non stavi paura. Anche se combini in qualche disastro polo comedì. Una taccia di farina, 2 tacce di farina. Io ho detto che questa torta è facile, si fa tutto in un ciadin, basta mescedare. Ecco, e non si sporca. Per ultimo, Daria, passimi il sal che tu volevi darmi prima. Che il cale? Ah, No. no, il zucchero che il cale. Che scala il sale. Di sal basta proprio una picciata picciolissima, che Bene. quasi non si vede, ma coventa per esaltare il dolce. Hai capito? C'è muscoli che tu hai, Federica. Un po' di fuarcia. Brave. E subito la torta è pronta. Ecco, come che viene mescelato ben tutto, e metti il nostro impasto
in una tortiera taronda, grande circa come questa, circa come la memusa. Ma gli sfreulis tu la li smettino? Per ultimas. Oh, hai capito. Prima di metti l'impasto, mi raccomandi, bisogna ongi la tortiera con la spoglia e metti un po' di farina, così la torta, intanto che queta al forno, non si tacca e dopo i rivin a tirarla fuori. Ma è proprio te morbide. Vio di tu, Ma è avvenerà vero. una tortuta morbida e golosa. Tirin ben dut e dopo si udin a nivelare l'impasto dentro la nostra tortiera. Lo spalmin così di modo che sei alt compagni quasi da perdut. E come ben il biel che tu mi udis tu. Sì. Cioè che come finalmente... Se puoi io fa per aiutare, Federica. I doprin las nostras freulas che schi vinchia pazzu insieme. Oh, ben, già l'hai c'è bielis. Tagliada anche- spalmiec. Che buinis. Golosa. Ecco come la stiapin e tagliata spar di lung la smettin per zora dalla torta. Podei smetti la sciamu chi voleis, non la smettin in cercli. Plui freula si mettin, plui buina ben la torta. Inchiamò, Anche mo? Sigur. In plin dut. Così ogni fetta che sta in dentro ha un po' di freula. Ecco. C'è biele, Federica, fasi le viodi. Ah, tu vedut? Come prima di metterla al forchial, i fagingo la parzora plan come che fosse un po' di neve il zucchero. Così si formerà una crostuta croccante e golosa. Eccola qui, la torta è pronta. Come la metti in tal nestrifor a 180 gradi, i prins 10 minuti, dopo sbassin a 160, in chiamò per un'oretta. Tanti però, oh, dispieta masse per cerciale. È una torta che vuole il suo team. Chiala, la nostra torta è già pronta. È pronta, c'è biele, ma tu la sono gli sfreulis che ieri in tal miez? A chi sta la magia? Non la svinmetto da sparzora, ma la torta è cresciuta e come la sfreulas sono sparidas. Per viodilas i vindi tagliare una fetta. Però vi ho tu d'aria, se a te ti piace, tu puoi anche mettere le sfreulas che non sono avanzadas per zora e fa una biela decorazione. Così un anche se non vio le sfreulas, al sa che sono dentro e al sa che mangia. Federica, grazie, c'è Grazie biele a te. sorprese che tu mi hai fatto. Spero che Grazie. sei buona. Grazie, e come le cerci? Mamma, frus! In questi ultimi spontadis, prima des vacances estivis, tal chianton dai cartons animats o metaren in onde de stories specials. Vue, frus, ovvio darees, flon flon e musute. Flon flon e musute. Flon flon al zuiave con musute tutto il dì. C'è di une banne dal rio, lì di musute, c'è di che altre, lì di flon flon. Quando sarai grande, musute sarà la mia femmina, a disere flon flon, e musute a zontave. Quando sarai grande, flon flon al sarà il gnom. Ma una sera, co alle il giornale, il papà di Flon Flon al dis: c'è brutte gnove, e io da ora arriva la guerra.
L'indomani, la Vuere era lì, anche se in mono le si viot. Il papà al dis, mandi ninine di femmine, maman, flonflon, frutigno, o tornerai in curt. Urdà una grande strente e poi partì per Vuere. La di dopo, flonflon al dis. O voi lì dal riul a zia con musute. Ma la mamma mostra che pal barcon, al pues dal riul, e gli cumò un'ecise di spinis. Alle così, perché nessuno al può divenire chi di no, a spieghe la mamma. E neanche musute, al domande flonflon. Allora, la mamma gli dis, Mucci! Non si ha più di fevelà di musute, lei proibì. E perché? Perché e di che altre bande de Vuere. La Vuere, du la ise? Al domande flonflon. Che io i dis di giava vie chi ste cise di spinis. Che io i dis di la vie. La mamma rispose che non si può, e vonde. La Vuere era massa grande e non ascoltava nessuno. Si le sentiva là e vigni e faceva un rumore di cedì. Impiava gran fugs e fracassava furdut. Che sal dure tanta di lung che si pensa che al sedi per sempre. Ma alla fin, di un bot, non si le sin poi. Al pues da so rumor, un gran cidin. In che di lì il papà al torne d'oglie, con tune ande di strac, al dis, vecca, mo, la Vuere e è finite. Ma flonflon al vedeva ben che la cise di spinis e era sempre lì. Al dis, non è vere, la Vuere non è muarte, parce non l'ha stu copade. Il papà al sospire, la Vuere non mur mai in di un flonflon. Ie si indurmidis dome ogni chel tant, e quanche ie aduar, si squinsta attents di nos veale. E io facevi masse confusion quanche o gioiavi con musute? Al domande flonflon. No, hai rispondo la mame, i frus son masse piccui per sveale, la Vuere. Allora flonflon aveva furto al prat, la calveve zuiat con musute prime de Vuere. Al chiamine, di lung decise, e a colp, a sint musute, che lo clame. Ie aveva fatte une piccole buse intecise di spinis e traversava il riul. E come
Volevo imparare qualche paraule in diversi slenghis. Par furlan, torte. Par talian, torta. Par inglese, cake. Saveso frus che cheste, no tutti in Friulle clam in freule. I disin la flar, la vras, la maiostre, la triscule, la muite, la mognesse, oppure l'amore, come che non sa ben insegnat voi, Federica. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico in dulà che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 814 oppure a maman@tvstar.com. La pigiule, spignicciule di Corbarati Tacu, o scalacciule, maracciule, pula bucule, la scopule, la frontaseiene, trapule, il fantatum, trapulun, maman! Figli, sa sto c'è che mi è succeduto? Voi, e è passata a chiamarmi Federica Angeli. Sa sto qui che è? E io ne fantate simpatiche che te vite di ogni dì dome si occupa di furlan, ma i plus anche un grum fa di mangiare, sore tutti dolci. Pensa che gli state fin tremai a fa un corso per scalettir, che è cui cal fassi dolci, il gelat e altri robi sbuinis come il pan. Voi mi ha proponuto di là che a su freulis insieme e mi ha contato quai che sono i loro fies benefics. Stan che è proprio une brave scaletere e ha voluto prepararmi une biele torte. E no tu sas c'è buine. E è proprio brave. Spero di tornare viodile e di tornare a preparare con gli tanti dolcius. Cos'è così golose io? Come figlio voglio mangiarmi un'altra fetta di torte. Mamma, frus. E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccol consei par cresius cum plui lenghis. I maggiori vantaggi del bilinguismo, come ha dimostrato la ricerca, sono diversi. Per esempio, un bambino bilingue capisce meglio come funziona il linguaggio in un modo spontaneo, quindi è più sensibile ai suoni, alle parole, alle frasi delle lingue che sente, e questo lo rende più capace di imparare altre lingue, quindi una terza lingua, una quarta lingua è molto più facile per un bambino bilingue. Non solo, ma lo rende anche più in grado di capire meglio la lingua di maggioranza. Poi ci sono altri vantaggi al di fuori del linguaggio. Per esempio, un bambino bilingue è più consapevole che gli altri possono avere una prospettiva diversa dalla sua, quindi è più sensibile agli altri punti di vista. Questo perché deve scegliere la lingua giusta a seconda della persona con cui parla. E poi ci sono vantaggi dal punto di vista dell'attenzione, di come si presta attenzione ai compiti, alle cose che si stanno facendo. Un bambino bilingue è più capace di prestare attenzione selettiva e di ignorare, non lasciarsi distrarre da informazioni irrilevanti. Figli, sa sto c'è che succede, vuoi, e è la ultima puntata di questa prima edizione di Mamma. O beh, la prima trasmissione, tutte per furlan pai fruttins e per lor fameis.
Dut alle scominciati in un fred dopo misdì di dicembre. Per essere precisi, ai 23 di dicembre dell'anno passato, quando che, dopo essere tornato di un viaggio fatto in Argentina, nonno Dario, venga stai Dario Zampa, alle passate a chiatamite me chiasute. C'è emozione chiantare con lui ad Osvos una dei suoi primi canzoni, Nadal. Buon Nadal, buon Nadal, buon Nadal, buon Nadal. La settimana dopo, è passata a suonare il campanello Mauro Tubetti in art DJ Tubet. I coventave une bandiere dal Friul per i preparativi dal suo concerto dall'ultimo dall'anno. I entrati in chiesa mi ha spiegato che l'inventa stories facendo rap con una grande capacità di improvvisazione e ho ingiuiata anche noi a improvvisare villottis. E il furlan, le musical, doprilu sempre no tu fasis nue di mal. Doprilu sempre insieme a noi, doprilu sempre insieme a noi, doprilu sempre insieme a noi, e la tolenghe fasi le vigni furcumò. Te buinore dai 6 di gennaio. Ho chiatato della tavole tutte piene di regai e di pacus. O sono sicura che di notte gli è passata la befane. O disco, sono sicura per via che chi a Telefriuli li telechiamari saresti in piadis di mattina fin tre mai notte. E che sti immagini a confermino il suo passaggio. E ti picchia il suo chialcin sotto la nappe dal chiamin. E nus poarte caramellis, desplui buinis, desplui bielis, cui regaie siei pacus, e contente tutti frus. Da spove vier giù tutti pacus, o hai sentito suonare il campanello. Ieri una fantate di non Arianna Plazzotta che mi domandava un ombrene per tornare a chiesa. Per via che pioveva che Dio le mandava e io aveva anche mo un toc di strade di fa. Una volta gli entrate e gli restate immagate de me pianole e mi ha domandato di poterle suonare, stante te vite gli mestre di musiche. La nuvice tutte blanche, cul celeste son sull'arc, cul celeste a son sull'arc, che si clame di San Marc, che si clame di San Marc. Insieme ho suonato la canzone dall'Arc di San Marc, proprio tal momento che tal ciel, come per magie, accompariva in pardabon i suoi bei colori. Se tu savessi, svegli, c'è bieli storiuti che ho ascoltato mamma. Per esempio, la maestra Serena Martini è venuta a contarmi la storia dal Miluc de Magne, che è un Miluc magico che con la fantasia voleva svolare. Ma poverin lui non arrivava e io l'ho aiutato con un ballonut. Poi dopo, con Alessandra Kersevan e Francesca Gregoricchio, ho interpretato una storia in cui che io o ero una fruttina di non Loreta che aveva una famiglia un po' strambe. Mia Maria faceva il marangon e mio pari ogni sabato aveva di soppressà per tutta la famiglia. Mio frate era al 3 metri, si al mangiava pagnoconis con dentro di dut, fin tremai ton e chioccolate. Mesur mezzane faceva la immagadore cambiando colore ogni dì e qualche volta o entravi dentro te so chiamare ad operare i siei colori per pitturarmi voi e chiavei. Lucia Di Wanis invece mi ha contato con tante delicatezze la storia di una semenciute che, dopo essi stade sierade sottiere per tutto l'invier e gli è venuta fuori dal soiet per conosci la maravè dal mondo, annunziando la vierte, venastai, la primavera. Aspetta, 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 a stupore de saetta. Scratch, bam, scratch,
bam, scratch, scratch, man, scratch, bam, scratch, bam, Foxeton, scratch, man, spete, 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 a stupore de saete. E allora Duc era in contents, perché che arrivava la ploie, e dove ti bevi a Duc. Non durava tanto, e al tornava sempre il sorelli. Chi a mamman all'estate biel no dome chiantà, conta stories, suonà, ma anche gioia. Unedì, una signora tan simpatica di non Laura Nicoloso aveva di portare un esporte plene di materiali a une fantate che aveva di fare il suo mestiere. Mi passava tanti oghies, un da urdi che l'altri, e io avevi di indovinarci il lavoro che faceva. E era un mestre. Invece Cugnani e Lorena ho ingiuiati insieme con vues di Pierciui, con la guardia per saltare e ho fatto negare coi sax di patatis. E anzi, hai fatto un svol partiere che mi è restata la grumbola per più di un mese. Mi visi anche la dico a immaneade une biele fieste di carneval, indulà che no dome ho ai chiantato dos chiancions tan nininis con Alessandra Kersevan, ma ho anche dat vite con Miriam Puppini a mascarutis di carneval con marionettis e pipinos. Stan che pal solit e sempre d'aria fa giocare gli altri, o invece le farai giuia io. Che dentro ho una sorpresa per te. Quisal? Oh, sono Miriam. Oh, sono venuta a portarti una sorpresa. Miriam, mandi! Oh, una sorpresa per me? Chiavorelli spicgenoi, chiavorelli spicgenoi, nas bocchiute spalli se voi, chiavorelli spicgenoi. In tune giornate di febbraio, a lei entrate me chiasute il super furlan Giuan di Ghidio, a fammi tanti matec con un ragno, proprio per via che saveva quai pore da insetti. Per fortuna sosfis Zoe e Nev mi han assicurato che i ragni non hanno nessuna voglia di farnos male. Anzi, quando la naturalista Emanuela Rossi ha saputo quai pore da insetti, e ha voluto proprio passare a chiatarmi con una missione, che è di presentarmi i suoi amici insetti. Così ho conosciuto Bombul, un'eroe, une vore simpatiche e foffe, e une biele pavè di non rose. E è stata una biele maniera per farmi capire che questi sbesteutis sono tan nininis. A chiesa me, sono passati a chiatarmi tanti personaggi simpatici, per esempio Cogos, anche Gabi Fiorellino e Ciccio Pasticcio, con la loro assistente Maura Pontoni, a domandarmi se avevi uvs di prestaur per fastellis di biscotti, cucinati proprio col gnofor. Poi dopo, la scalettera Federica Angeli, che mi ha preparato une torte e un vore speciale con gli freulis e mi ha fatto conoscere i loro fies benefics. Il Mac Deda è venuto a fare maghi tan divertenti. Le femmine di culo. Quindi non era che cane. Ma sei sicuro? Vedo che era ben. Ma scusate, ma era giusto? La femmina di culo. E era che ma prima lì era un'altra. La giornalista Erika Dami ha intervistato per scrivere un articolo speciale dedicato proprio al programma Maman. Daria, mi conti sto in stroke c'è che le Maman? Maman è la prima trasmissione per frus tutta in lingue furlane, dividuta in diversi rubrichi e curata da Arlef, che è l'agenzia regionale per lingue furlane. Poi dopo, Chiara Donada è passata a farmi le spulizziste chiasute. E ogni volta che facevi alc e veniva a interrompimi con un mood di o un proverbio furlan per darmi un grande insegnamento e intanto che la biele si chiale tal spieli, la brutta si maride.
Rosalba della Pietra, invece, mi ha domandato di aiutarla a preparare il suo esame di chimiche, facendo qualche esperimento. Ven a stai. Prima ha fatto boli aghe con un capus rosso e dopo ha fatto cambiare il colore delle aghe con diversi sostanze che tu chiati santi in chiase. Per esempio con l'azeto, con il limone, con il bicarbonato, con la varechina e con l'ammoniaca. Assomeavano magis di che sveris. E c'è tanti regali che mi hanno portato gli smessamis Francesca Battistutta e Priscilla Di Agostini. Anche la tace e la maute di mamma. L'ora lavora in Parcon de Arlef, che è l'agenzia regionale per l'enghe furlane, che è l'ente regione che si occupa dai progetti che riguardano il furlan. Importanze biei, come per esempio che è di mamma. Con Barbe Claudio ho fatto un bel giro al parco e mi ha presentato il suo amico Nutti, un ballonut tan simpatico. Con lui ho gioiato con la lingua furlane. Di fatto è stato un gran divertente scuviergi che par furlan sono tanti speraulis che si scrivono e si pronunciano in tal stesso modo, ma che hanno significati differenti. Stesse robe con Caterina Tomasullo, che mi ha fatto scuviergi che tra il suo dialetto lucano e la lingua furlane esistono tanti somiglianze con paraulis che si dicono in tal stesso modo, ma che hanno però significati differenti. Per esempio, c'è quella di ue, il furlan. Per furlan ue all'uldi oggi. Ecco, lì di no, ue serve per chiamare una persona. Ue, vieni qua. Oppure per salutare. Sì, o per salutare. Ue, Daria. Ue, Catine, mandi. Sì. Con mamma hai potuto imparare tanti sbielis robis. Per esempio, hai conosciuto le caratteristiche di personaggi mitologici di tradizione furlane. Ven a stai Crivapeta, li Saganis, l'Orcolat e i Sbilfs. Midian de Toro Tutele, Sibilla Pinocchio. Danilo Toneatto mi ha insegnato che se mi disi in cosoi un facanape, non hai di offendimi, per via che vuol dire che io sono una persona simpatica e piena di spirito. E Serena Fogolini mi ha fatto conoscere diversi splantis che si può inchiattare a torpo al Friul, te stagione de vierte. Io sono Margarita e io sono un sclopon. Spieti la primavera e per fare un bel giro dal mondo. Dai mons alla planura, tornate cence fums. Al mare, alla laguna, qui si color stision. Ma fermile che man, che ul frucia la vita. Che ul studa il sorelli, ca se chiedu chi flors. Io sono Margarita e io sono un sclopon. Spieti la primavera per fare un bel giro dal mondo. C'è avventure meravigliose, qua hai vivuto vigli. O hai conosciuto tanti amici di ogni banda dal Friuli. O hai suonato, gioiato, cantato, ballato, ma anche chiolduto dai video che i frus di chiesa mi hanno mandato. Mi sono divertita per da buon un gruppo. Pensa che per strada e a scuola i frus mi salutino, mi fermino e si riguardino di me. C'è poi di domandare di più di vite. Mamma, frus. Dobre zuccar pus farine, tu iuchiati sin cusine, culis nolis fas nutele, io c'è buine, io c'è miele. Se tu vuoi scusina, è un raffogo de ventà, cioccolate, coculutis, io c'è gusto, mangiare tutti. Per preparare gli smariutini spuarte fortune, tu hai di bisogno di 4 pomodorus, ulivis disvuessadis, biscotti salati, maionese o creme di ulivis neris, piccoli sfuesi di salate, un cucchiarin
e un stecchedin per aiutarsi. Mi raccomandi, prima di scominciare, lavai-si sempre le mani, un grumale intor per non sporchiarsi, un chiappiel di cogo per non perdere i chiavei e fasetsi sempre aiutare di un gran per tutti i passaggi. Seso pronti? Allora, scominci. Lavai la salate. Mettete parzore dal biscotto salato une fue di salate. Lavai i pomodoros e li sulivi sodde aghe fredde. Domandai a un gran di aiutaus a tagliare i pomodorus a metà. Tagliai un di che i doi tox anchiemò a metà, lasciando però attaccare la picce. Poi li sali su un po' vierti sparzore dal biscotto salato. Giuntai la olive sulla picce tagliate a metà. Con la maionese o la crema di olivis neris, faset li sbaluti sugli salis. Faset la stessa roba con tutti che gli altri pomodorus. Veli scali, vostri mariutini sporte fortune. Frus, sconti un segreto. Col tornata cade scuole a settembre, mamma al tornerà a scominciare sempre su Telefriuli. Dunque, intanto che lo spietais, preparai un video di mandà con tune chianciò, une barzalette, un vostri saluto anche di un look particolare des vacances. Mandai e direzione di queste mamma, caiutvstar.com o al numero 333 72 02 vot 14. Occhio, il telefonuto al vatignuto in orizzontale e no in verticale. Uspietite prossima edizione. Mamma Frus. Le vacche e al mus. Bravo Lorenzo! E cum frus, clamai donde ai vostri genitors ca le al parlor. Qualchi picciul consei par cresius cum plui lenghis.
Devo dire che noi siamo uno dei laboratori più famosi per lo studio del bilinguismo, ma non siamo l'unico, quindi la ricerca proviene da numerosi gruppi di studio, numerosi laboratori in tutto il mondo. I nostri studi hanno comprovato questi vantaggi linguistici e cognitivi del bilinguismo, quindi linguistici in termini di maggiore sensibilità nei confronti della struttura del linguaggio, cognitivi nel senso di una maggiore flessibilità mentale. Ieri va della giornata, pasaremo l'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto più niente gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto più niente gran furlan, non sta piedi di papà.